In Francia l'emergenza coronavirus ferma anche i lavori di restauro della cattedrale di Notre Dame. Un anno fa il terribile incendio che distrusse uno dei simboli della cristianità. Il corrispondente Alessandro Cassieri. La gru ferma, il cantiere di Notre Dame vuoto. È Parigi al tempo del coronavirus. Anche la ricostruzione del gioiello gotico della cristianità, devastato dall'incendio accidentale che esattamente un anno fa ha rischiato di ridurlo in cenere, deve fare i conti con l'emergenza. La sera del 15 aprile 2019 il mondo intero assisteva a sgomento allo spettacolo delle fiamme che divoravano la cattedrale all'inizio della settimana santa e oggi il presidente Macron assicura che la ricostruzione sarà comunque completata come previsto entro l'aprile 2024. Accantonato per il momento il dibattito sul restauro della Guglia, la discussione si concentra sulle prime misure annunciate per il post-confinamento. 3 francesi su 4 sono d'accordo con Macron sulla necessità di rimanere a casa altre 4 settimane, ma solo 1 su 2 condivide la scelta di riaprire, sia pure parzialmente e gradualmente, le scuole a partire dall'11 maggio, una decisione che divide i genitori e preoccupa soprattutto presidi e insegnanti per la difficoltà di immaginare un ritorno in classe senza rischi di contagio. L'idea del governo prevede pochi studenti provenienti dalle famiglie meno attrezzate, quelli che durante il confinamento non hanno potuto usufruire delle tecnologie per seguire i corsi a distanza.